Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito per chi sta già pranzando, per chi lo farà dopo, quindi voglio dire che dalla prossima settimana è in arrivo già da lunedì un ciclone polare che sarà pronto a investire la nostra bellissima Italia. Quindi in effetti ci aspettano grande grandine, vento fortissimo, nubifragi, diciamo un po' di tutto e giustamente anche il calo delle temperature come già comunque già è avvenuto finora, quindi ulteriore crollo delle temperature, quindi in effetti già nel corso della mattinata di lunedì ci saranno piogge e rovesci su tutte le regioni del nord, quindi Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, quindi tutte le regioni del nord. Subito il rapido trasferimento pure sui settori tirrenici e in Sardegna. Col passare delle ore poi anche sul Lazio e sulla Campania. Nella serata in effetti si estenderà la perturbazione tuttavia anche sulla Calabria e sulla Sicilia, dove non sono da escludere, veri e propri nubifragi, quindi si tratterà proprio di un bel temporale in arrivo. Quindi mi dicono massima attenzione su Messina e Catania, dove sono attese forti precipitazioni con locali grandinate. Quindi ragazzi fate massima attenzione anche ai venti forti di maestrale, più di 80 km sulla Sardegna e sulla Sicilia, e invece sui settori adriatici ragazzi labora, quindi massima attenzione. Questo è per lunedì 7 ottobre 2019. Martedì ci saranno gli ultimi rovesci temporaleschi che andranno a interessare i settori ionici siciliani. Sul resto del paese le condizioni sono in deciso miglioramento, quindi in effetti il lunedì ragazzi sarà il vero e proprio boom. Già però mercoledì un altro flusso instabile in discesa dal nord Europa arriverà e causerà un'altra ondata di forte maltempo, e quindi si partirà sempre dal centro e dal nord Italia, quindi Liguria, Alta Toscana, Veneto, Friuli Venezia e Giulia. In effetti anche possibili rovesci su Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia tirrenica, quindi in effetti questo è per mercoledì e giovedì. Poi venerdì le cose dovrebbero andare decisamente migliori, quindi il tempo dovrebbe essere più stabile e soleggiato, quindi una settimana all'insegna con una partenza con questo ciclone polare, quindi sarà una settimana di maltempo fino a venerdì in effetti, poi sabato e domenica più o meno. Venerdì già dovrebbe essere una giornata soleggiata, quindi che questo ciclone polare in effetti sarà dal lunedì 7 ottobre fino al giovedì, quindi in effetti 4 giorni saranno, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, sì, 4 giorni, quindi in questi 4 giorni ci saranno queste forti nubifragi, grandine, vento, quindi sensibile calo delle temperature, massima attenzione l'ho detto sulla Sicilia, quindi a Messina e Catania, quindi ci sarà un po' di tutto ragazzi, quindi massima attenzione, quindi partiremo con la quinta lunedì. Vabbè, comunque ci voleva un po', in effetti. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci aggiorneremo come sempre. Ciao a tutti.